C'era una volta un giovane soldato di nome Fedele che serviva nell'esercito dell'impero romano. Il suo cuore, però, non apparteneva alla guerra. Mentre portava l'armatura e seguiva gli ordini, il suo spirito cercava qualcosa di più grande, qualcosa che non si trovava nelle battaglie o nel sangue. La sua vera forza veniva dalla fede, una luce che ardeva dentro di lui, più luminosa di qualunque spada o scudo. Un giorno, in un tempo di grande paura, l'imperatore Massimiano decise che chiunque professasse la fede cristiana doveva essere eliminato. La persecuzione era crudele e feroce. Fedele, insieme ad altri 2 soldati, decise di non cedere all'ingiustizia. La fede che portava nel cuore era troppo preziosa per essere tradita. Così, con coraggio e speranza, Fedele e i suoi compagni scelsero di disertare, lasciando l'esercito per cercare la salvezza tra le montagne, lontano dall'ombra dell'imperatore. Il loro cammino li portò lungo le rive di un lago azzurro, il lago di Como. Il cielo era terso, ma l'aria era piena di timore. Mentre camminavano, con il cuore in gola, sapevano che il loro viaggio era rischioso. Tuttavia, in ogni passo che facevano, la fede di Fedele li guidava. Ma il destino non fu clemente. Alcuni uomini dell'imperatore li trovarono e, senza pietà, catturarono i suoi compagni. Fedele, con il cuore in tumulto, riuscì a fuggire e attraversò il lago, sperando di trovare rifugio. Il vento soffiava tra le montagne, come a volerlo proteggere. Ma non ci fu nascondiglio abbastanza sicuro per chi portava una luce tanto splendente nel cuore. Fedele fu trovato e arrestato. Lo portarono in un luogo solitario. Non ci furono parole di rabbia né suppliche dalla sua bocca, solo silenzio, un silenzio pieno di pace. Fu frustato e il suo corpo subì terribili sofferenze, ma il suo spirito non vacillò. La fede che lo aveva guidato in vita ora lo sorreggeva di fronte alla morte. Il suo ultimo respiro fu una preghiera silenziosa, un sussurro che si unì al vento tra le montagne. Dopo la sua morte, Fedele non fu dimenticato. La sua storia viaggiò attraverso le valli e le rive del lago, passando di bocca in bocca. Si diceva che la terra dove fu sepolto diventò sacra, un luogo dove i miracoli accadevano. I malati venivano a pregare e trovavano guarigione, e i cuori afflitti ricevevano conforto. Così, sul lago, si decise di costruire una chiesa, un piccolo gioiello che brillava come la fede di Fedele. La gente veniva da lontano per onorare il soldato che aveva scelto la fede sopra ogni altra cosa. E ancora oggi, in quel luogo tra le montagne e il lago, il suo spirito sembra vivere come un soffio di vento che sussurra storie di coraggio, di fede e di speranza. Fedele divenne un simbolo per chiunque cercasse la forza di seguire la propria strada, anche quando il cammino sembrava buio e difficile. La sua vita, breve ma luminosa, rimase un esempio di come l'amore per la verità possa trasformare anche i cuori più deboli in guerrieri della luce. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.